L'ex avvocato boss Angela Porcello, bocciata come collaboratrice di giustizia, chiede protezione e annuncia di essere pronta a fare nuove rivelazioni. Fatture false per coprire doppi lavori e percettori del reddito, 3 arresti, chiedevano il 10%. Rush finale le interviste dei candidati alla regione, Fontana con Forza Italia, Martello col PD e Lattuca con la Lega. L'inflazione ad agosto corre all'8,4%, il dato più alto dal 1985, in Sicilia a rischio 6.500 imprese. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo di mafia. L'ex avvocato boss Angela Porcello torna a parlare. Temo rappresaglie di bugia contro i miei familiari. Bocciata come collaboratrice di giustizia, chiede protezione e annuncia di essere pronta a fare nuove rivelazioni. Vediamo. Paura, timore e angoscia per la mia famiglia, il mio ex marito, mia madre e pure il mio avvocato per le dichiarazioni di Giancarlo Bugea di indignazione nei miei confronti. L'ex avvocato Angela Porcello, in carcere da 1 anno e mezzo nell'ambito dell'operazione Xidi che ha disarticolato il nuovo mandamento mafioso di Canicattì, facendo emergere i forti legami con i vertici della cupola siciliana, torna a parlare. La 52enne, cancellata dall'ordine degli avvocati dopo l'arresto con l'accusa di essere la consigliere e cassiera del clan, strumentalizzando la sua figura di avvocato dopo la bocciatura dell'inserimento nel programma di protezione per la scarsa consistenza delle sue rivelazioni, torna all'attacco e annuncia di essere nelle condizioni di fare nuove rivelazioni su omicidi, traffici illeciti e gestione di latitanti. Lo ha fatto leggendo in aula una lettera di 3 pagine scritta a stampatello, con cui chiede a PM della DDA di Palermo di proteggere lei e i suoi familiari. Questo perché Bugea, l'imprenditore mafioso a capo della Cosca, suo ex compagno con cui avrebbe condiviso anni di gestione delle dinamiche mafiose, avrebbe lanciato alla precedente udienza, rendendo dichiarazioni spontanee, messaggi di istigazione ai suoi danni. Avrebbero utilizzato 4 società per emettere fatture false a richiesta per un totale di circa 2 milioni di euro, chiedendo in cambio del servizio reso il 10% dell'importo da fatturare. È il meccanismo emerso dalle indagini della Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta Fiscal Service. Oltre ai 3 finiti domiciliari risultano altri 9 indagati, 3 dipendenti pubblici e 3 persone che incassavano il sussidio statale. Le imprese coinvolte su disposizione del GIP sono state sequestrate insieme a somme per circa 160.000 euro. C'è il servizio. Quando è comodo lei mi fa il bonifico di 470, me lo fa, io vado in banca e passo da lei che dai 400 euro. Queste ogni copia, praticamente ogni soldo che mi arriva ci do la fattura e i soldi. Avete tutto il problema, io piglio il 5% perché il 5% si lungo sempre i fattori lo condamino. Avrebbero utilizzato 4 società per emettere fatture false a richiesta per un totale di circa 2 milioni di euro, chiedendo in cambio del servizio reso il 10% dell'importo da fatturare. E quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza di Palermo, che questa mattina su disposizione del GIP ha arrestato e messo ai domiciliari 3 persone accusate di associazione a delinquere ed emissione di fatture false. Sì, ce la posso fare la fattura. Vabbè, però sempre manda l'Ureis. Per dire di 10.000, mi sono spiegato che ci sono 2.002, 1.200 li trattiene e 1.000 me li dà. Con lo stesso provvedimento sono state sequestrate 4 imprese e somme riconducibili agli indagati per un totale di circa 160.000 euro. Chiaro, così usciamo subito. Sì, d'accordo, ma intanto di questa fattura che mi fa, deve tornare l'imponibile. Dall'attività investigativa svolta dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo sotto il coordinamento della procura sarebbe emerso il meccanismo che gli indagati avrebbero escogitato per fare soldi grazie a fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti emesse in un periodo compreso tra il 2019 e il 2021. In buona sostanza, le società finite nel mirino degli investigatori avrebbero fatto da tramite tra chi commissionava un lavoro e chi lo eseguiva, il tutto a fronte del pagamento di un 10% che nell'arco di 2 anni avrebbe fruttato circa 200.000 euro. Certo, no, più la metà. Un'altra fattura la può fare,
Se ne avete la necessità, La necessità, sì, ecco. me ne fa un'altra e se questo sistema perché mi torna tutti. Nell'inchiesta denominata Fiscal Service risultano coinvolte altre 9 persone. Tra queste ci sono 3 dipendenti pubblici che avrebbero svolto in nero lavori edili e il giardinaggio usufruendo dello schermo garantito dalle società e 3 percettori del reddito di cittadinanza che avrebbero richiesto fatture per coprire le attività parallele e non perdere così il sussidio. La loro situazione è stata però segnalata all'Istituto Previdenziale che applicherà adesso le sanzioni previste per legge. A uno dei 3 arrestati viene contestato anche il reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Avrebbe occultato, così si legge, nel comunicato della Guardia di Finanza, i redditi di cui sarebbe risultato titolare per ottenere indebitamente l'assegno sociale, corrisposto all'Istituto Previdenziale per un importo di 3.300 euro, mentre un altro, concludono ancora gli investigatori, risulta percettore del reddito di cittadinanza per un ammontare di 700 euro mensili, beneficio che, per effetto del provvedimento, verrà immediatamente sospeso. È l'amico mio in pratica, ieri mi ha chiamato, dice ancora se l'ha ricevuto, c'è la fattura. Ho capito, ma però ancora io però non ci hanno arrivati le fatture. Quindi ci vanno due tenuto racconto una fattura, io non la quella l'hanno là, per lo racconto e poi te l'ho fatto un'altra, io ti ricordi? Io la fare al computer, io poi la picchio, ti metto il telefono, tu sapete la mano, hai capito? Che cosa fa? Tu sapete, ma c'è da scrivere ciò qua, io lo sapevo, non sapevo niente. Calogero Pisano è sospeso con effetto immediato da Fratelli d'Italia e sollevato da ogni incarico di partito, a partire da quello di coordinatore provinciale di Agrigento e di componente della direzione nazionale. Così in una nota Fratelli d'Italia comunica la sospensione del candidato alla Camera alle prossime elezioni politiche che, come riportato da Repubblica, in passato aveva pubblicato sui suoi social parole inneggianti a Hitler e Putin. Immediata la reazione di Pisano che scrive: anni fa ho scritto cose profondamente sbagliate, avevo cancellato il mio profilo personale su Facebook perché mi vergognavo delle cose che erroneamente avevo pubblicato. Non so come Repubblica le abbia trovate oggi, ma sono il primo a condannare senza ambiguità quelle espressioni. Chiedo scusa, conclude Pisano, a chiunque si sia sentito offeso da quei post che a distanza di anni giudico indegni. Salvatore Martello, ex sindaco di Lampedusa, oggi consigliere di opposizione alle prese con una nuova sfida, è candidato all'Assemblea regionale siciliana nella lista del Partito Democratico. L'intervista del nostro direttore Arturo Cantella. Salvatore Martello, ultimi giorni di campagna elettorale qui in provincia di Agrigento per cercare il consenso all'interno di un'area vasta del Partito Democratico, ma non solo. Ecco, come sta andando la campagna elettorale? Ma la campagna elettorale sta andando bene. Il problema vero è cosa troviamo ad Agrigento e in provincia di Agrigento. È una provincia che è stata completamente dimenticata, non ha più un ruolo a livello regionale e lo dimostra il fatto che i deputati che si stanno ricandidando per le elezioni regionali dovrebbero avere il coraggio di spiegare ai cittadini qual è stata la propria attività all'interno dell'Assemblea regionale. E anche perché se uno va a Sciacca, per esempio, ci sono le terme che non funzionano, chiuse. E per quanto riguarda la sanità c'è una diatriba fra gli ospedali, chiudono reparti a Sciacca, poi Ribera e via discutendo. Cioè praticamente c'è una provincia che letteralmente è sconquassata. Ed è una provincia che ha bisogno di avere elementi che la difendano e che non difendano solo ed esclusivamente gli interessi del partito. Lei porterà la sua esperienza di sindaco di Lampedusa con tutto quello che ha passato in questi anni all'insegna, diciamo, in caso di elezione all'interno dell'Assemblea regionale, con un problema dibattuto da tutti gli schieramenti. Ma l'esperienza è quella di aver avuto rapporti con l'Europa, di avere rapporti con il governo italiano, di avere avuto rapporti con la regione.
e quindi questo mi ha consentito di acquisire, diciamo, un'esperienza dove la vorrei mettere a disposizione della Sicilia, ma anche della provincia di Agrigento e di Lampedusa. Uno scontro anche fra candidati presidente, insomma oggi c'è un forte scontro all'interno per la candidatura alla presidenza con diversi nomi che potrebbero avere delle sorprese. Ma guardando i candidati presidente, cioè, noi abbiamo Schifani che è stato completamente dimenticato e riesumato dopo un silenzio da diversi anni, e poi abbiamo la Chinnici che dovrebbe essere il punto di equilibrio per cercare di ritornare a discutere seriamente sui lavori pubblici, sulla lotta alla mafia, su alcuni argomenti che ci stanno vedendo fuori tagliati dai fondi del PNRR. Non ultima la notizia di stamattina, per esempio, che per incapacità il Comune di Palermo ha perso 1.800.000 euro che dovevano essere utilizzati per fare delle strade. Ma quella situazione non è solo a Palermo, ma è anche in tutti i comuni della Sicilia, dove questo governo Musumeci fondamentalmente ha lasciato morire, letteralmente morire, tutti i comuni, dando le responsabilità ai sindaci e ai sindaci. Uno dei ruoli importanti il PD in merito tra gli argomenti è quello della disoccupazione giovanile. Stiamo vedendo che tanti cervelli purtroppo per ragazzi che quotidianamente partono e vanno via. Ma questo rientra nella politica nazionale. Cioè nel senso che il centrodestra parla di emigranti e non parla dei migranti italiani che se ne vanno e stanno svuotando la Sicilia ed il sud. E quindi manca una politica per il meridione, ma manca una politica nei confronti dei giovani, perché la loro intenzione è quella sempre di nascondere le vere difficoltà che hanno i giovani in Sicilia e nel sud. Ecco, proprio sui migranti l'ha introdotto il discorso, insomma si sta vivendo una grossa battaglia anche ideologica. Lei è stato sindaco di Lampedusa e quindi quotidianamente ha dovuto affrontare questo problema. Ma il problema è che in Italia abbiamo affrontato solo il problema dal punto di vista dell'accoglienza. Il fenomeno dell'emigrazione non è stato mai, e dico mai, discusso in Parlamento. Non esiste nessuna proposta e nessun disegno di legge che riguardano il fenomeno dell'emigrazione. E la cosa strana è che quando uno sente i social o i media o comunque la carta stampata, ci sono centinaia e centinaia di proposte che vengono da Salvini o da Fratelli d'Italia. Per parlare solo dal punto di vista pubblicitario, ma loro sono stati eletti per fare i deputati e presentare e avere delle leggi a disposizione per metterle, diciamo, in atto. Ecco, il risultato è che ancora ad oggi, dopo 30 anni, non esiste nessuno che abbia affrontato il fenomeno dell'emigrazione. Vincenzo Fontana, ex presidente della provincia regionale di Agrigento ed ex deputato candidato con Forza Italia alle regionali, fa un appello alla responsabilità degli elettori e traccia i principali punti su cui intende combattere: sanità, infrastrutture, lavoro. Vediamo. Onorevole Fontana, siamo al rush finale, parliamo di questa elezione, l'importanza di andare a votare, lo dobbiamo fare capire anche agli elettori. È importante intanto perché è un diritto-dovere di tutti i cittadini andare a votare ed esprimere le loro preferenze. È chiaro che siamo in un momento particolarmente difficile e complicato per tutte le emergenze che bisognerà affrontare nella prossima legislatura e ritengo che sia necessario, insomma, scegliere bene coloro i quali possono rappresentare al meglio i cittadini e il territorio, quindi spero tanto che la gente non voti emotivamente o con la pancia, come si suol dire, voti invece con grande senso di responsabilità, facendo delle scelte che possono essere le migliori per far crescere questa terra e per dare le risposte che il territorio stesso merita. Lei naturalmente ha fatto tanto per la sua provincia, uno dei punti fondamentali se verrà eletto. Ma i punti fondamentali sono tanti, sarebbe un'elencazione molto lunga, ma mi soffermerò certamente sugli argomenti più importanti e sulle tematiche
che sono quelle maggiormente sensibili in questo momento, e cioè la sanità, che va assolutamente rivista e certamente va migliorata. Soprattutto per quanto riguarda i pronto soccorsi, per quanto riguarda la medicina del territorio che deve fare da filtro, gli organici che devono essere rivisti perché c'è una carenza atavica nelle nostre unità operative e soprattutto nei pronto soccorsi. Ma per parlare anche delle infrastrutture, perché l'infrastrutturazione evidentemente è alla base dello sviluppo e della crescita. Per passare al lavoro, oggi c'è tanta necessità di lavoro, quindi dobbiamo dare delle risposte ai tanti giovani, ma anche ai meno giovani che hanno perso il lavoro, per cui bisogna lavorare alacremente per far sì che questa terra possa crescere, che si creino condizioni di sviluppo, perché poi è lo sviluppo che dà il lavoro vero. Lei in questi giorni ha girato gran parte del bacino provinciale. Che situazione ha trovato negli altri centri? Cosa chiede la gente? Ma la gente è un po', non dico disperata, ma la gente è in grande sofferenza, e devo dire non solo le famiglie, ma anche e soprattutto le aziende che si vedono recapitare delle bollette che sono molto esose e non sanno come far fronte a queste difficoltà, per cui bisogna pensare in qualche modo a calmierare soprattutto le bollette della luce, le bollette del gas, quindi dare anche un sostegno soprattutto alle famiglie più fragili, a coloro i quali non ce la fanno a tirare avanti, e una particolare attenzione va rivolta soprattutto alle aziende che sono veramente in grandissima difficoltà. Io ho girato tantissime aziende, mi hanno mostrato anche le bollette della luce, che è più che triplicata negli ultimi mesi, per cui rischiano di non farcela più e di chiudere i battenti. Questo sarebbe una grande perdita per tutti noi, perché non solo si chiudono le aziende, ma si perdono i posti di lavoro. Dobbiamo fare di tutto per evitare tutto questo, e quindi bisogna lavorare con grande intelligenza, con grandi capacità, con trovare certamente le soluzioni e aiutare soprattutto le aziende a poter andare avanti e a continuare le loro attività. Sarà un lavoro faticoso, sarà un lavoro delicato, e speriamo che la nuova Assemblea regionale siciliana sia composta da persone che sappiano fare politica, che sappiano bene cosa fare e che soprattutto non litighino. Noi avremo spero un grande presidente, che è il Renato Schifani, che dall'alto della sua lunga carriera politica, della sua competenza, anche perché ha svolto ruoli importantissimi di primissimo piano, ma soprattutto anche per il suo carattere, perché è uno che dialoga con tutti, parla con tutti. Sono convinto che si creerà un clima di grande distensione, e al di là delle divisioni o delle divisioni partitiche e comunque di appartenenza, si spoglino proprio da questa appartenenza per dialogare tutti assieme e trovare assieme le migliori soluzioni per il territorio, per le nostre aziende e per la popolazione. Questa sera lei visita Raffadali, è un centro che lei conosce bene, un comune che lei conosce bene, e in occasione del Fastuca Feste, manifestazioni come queste possono servire all'economia siciliana? Ma serve tutto, anche queste manifestazioni sono importanti, perché veda, questa sera io ho trovato qua veramente tantissima gente, tantissime persone che vengono da tutte le parti della Sicilia, e quindi già questa è un'attrazione, e quindi questa attrattiva evidentemente crea un movimento, quindi crea economia, quindi anche queste manifestazioni hanno il loro valore, ed è giusto che vengano sempre come dire, ripetute negli anni, senza sospendere, perché so che per qualche anno questa festa non è stata fatta, ma evidentemente legata alla pandemia e a tutte le emergenze che abbiamo purtroppo subito in questi anni, ma questa ripresa anche della manifestazione mi auguro che sia l'inizio di una ripresa anche economica, di una ripresa di una vita normale, di una vita regolare per tutti noi, perché abbiamo bisogno anche di questa serenità per poter andare avanti.
Sabrina Lattuca, sindaco di Realmonte, candidata alle regionali con la Lega nella lista Prima l'Italia, incontra gli operatori del settore ittico. Vediamo. Serve strategia per il mondo della pesca, serve avere una visione. Con 8.000 km di coste, con l'Italia immersa nel Mediterraneo, noi ci meritiamo di essere quelli che insegnano a Bruxelles come si pesca, con le competenze, con le nostre marinerie e con anche tutta la parte scientifica di ragazzi giovani che hanno un approccio diverso sul mondo della pesca. Naturalmente tutto questo è imprescindibile dal fatto, e non si può fare nessun tipo di strategia se non risolviamo il problema del caro gasolio. Il problema del caro gasolio è stato parzialmente risolto col credito d'imposta, primo, secondo e terzo trimestre, ma non può essere una risposta definitiva. Serve un intervento del nuovo governo, naturalmente che spero da Lega, che sia di centrodestra, a guida Lega, deve portare a casa un intervento che possa dare ristoro soprattutto a quelle tipologie di pesca energivore come lo straccio. Insieme scaleremo il futuro, un progetto civico sposato dal sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca, città della Scala dei Turchi, con Prima l'Italia Lega per le prossime elezioni regionali Sicilia del 25 settembre. Oggi siamo a Porto Empedocle, poi andremo a Sciacca, si parlerà del settore pesca, uno dei settori che rappresenta la nostra economia, quella della provincia. Si parlerà, ho invitato a venire sia il deputato alla Camera Lorenzo Viviane, che è responsabile del Dipartimento Pesca, che è l'onorevole Tardino, europarlamentare. Parleremo di credito d'imposta che è per lo sgravio sul carburante, che consente ai pescatori di poter esercitare le loro attività senza ulteriori aggravi. E si parlerà anche di altre questioni come le aree che devono essere attrezzate, servite per tutte le attività della pesca, acqua, il caro gasolio come ho detto prima, e tutto quello insomma che possa agevolare e fare crescere sempre di più una delle economie più importanti del nostro territorio. Siamo qui oggi a Porto Empedocle insieme alla sindaca di Realmonte Sabrina Lattuca, nostra candidata all'Assemblea regionale, e il nostro deputato Lorenzo Viviani, che è capo dipartimento pesca. Abbiamo fatto un incontro con i pescatori, con i rappresentanti delle categorie, perché l'attenzione del nostro partito nei confronti di un settore che deve essere alla base dell'economia siciliana è stato in questi anni costante. Con Lorenzo Viviani abbiamo portato avanti un lavoro di squadra da Roma a Bruxelles, e l'ambizione è quella di essere strutturati in tutti e tre i livelli istituzionali, Palermo, Roma, Bruxelles, per fare in modo che finalmente vi sia un progetto e un programma concreto di interventi normativi che possono tutelare appieno i nostri pescatori. Nuovo balzo dell'inflazione in testa Palermo e Catania, rincari oltre il 10%. Secondo il Codacons ogni nucleo familiare spenderà 2.580 euro in più all'anno. C'è il servizio. Vola l'inflazione in Sicilia nel mese di agosto, con le due maggiori città in cima alla classifica nazionale dell'aumento dei prezzi. L'indice ha sfondato in agosto la soglia del 10% a Palermo e a Catania, con il capoluogo etneo che segna il record nazionale al 10,5%. Palermo al terzo posto con un decimale in meno, 10,4%. Rincari oltre il 10%, così l'inflazione strangola la Sicilia, la carne diventa un lusso. Secondo il Codacons ogni nucleo familiare spenderà 2.580 euro in più all'anno. Solo a Palermo il prezzo del pane è salito del 20%, quello dell'olio al 27%. Così l'inflazione continua a salire e per molte famiglie siciliane questo significa ritrovarsi alla soglia della povertà. Secondo i dati resi noti dall'Istat relativi alle regioni e capoluoghi con più di 150.000 abitanti ed elaborati dall'Unione Nazionale Consumatori, in Sicilia si registra un rincaro medio anno di 1.757 euro a famiglia. Doveva essere l'estate della ripresa, si sta tramutando nella stagione del de profundis per molte piccole e medie imprese siciliane. A causa dell'inflazione del caro energia sono a rischio solo nella nostra isola 6.500 imprese, oltre a circa 19.000 posti di lavoro. È un disastro, così commenta il presidente regionale Confcommercio Sicilia Gianluca Manenti.
Entro il 29 settembre arriverà poi la decisione dell'Unione Europea sull'erogazione all'Italia della seconda rata dei fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza per un importo di 21 miliardi. Continuano gli appuntamenti culturali all'interno del perimetro della Valle dei Templi di Agrigento. Stamani conferenza stampa di presentazione del prossimo evento, ma anche occasione per tracciare un bilancio di ciò che l'ente parco, retto da Roberto Sciarratta, ha fatto. Arturo Cantella. Ovidio il poeta relegato, un'iniziativa che si svolgerà al Teatro della Valle dei Templi e al Tempio Giunone il giorno 29 settembre con 2 attori di livello come Ugo Pagliai e Paola Casman. Sì, 23 settembre ci sarà l'ultimo spettacolo al Teatro di Giunone, uno spettacolo, diciamo, chiudiamo con uno spettacolo di livello importante che riguarda Ovidio, ma soprattutto attori di fama internazionale, Ugo Pagliai, Paola Casman, Barbara Capucci, con la quale che è la curatrice non solo, ma colleghi che ci ha portato a conoscenza di questo spettacolo, con la quale avevamo già collaborato lo scorso anno, con uno spettacolo riuscitissimo che è stato molto apprezzato dal pubblico e dalla critica. Chiudiamo un'estate che è andata benissima, ad agosto, solo agosto 167.000 visitatori, in questi giorni forse anche dovuto e soprattutto al concerto di Ramazzotti abbiamo visto turisti per circa 4.000 presenze, non si erano mai avuto in questi giorni a settembre, e speriamo che possa continuare. Finiamo gli spettacoli a Giunone, continuano i nostri tramonti a El Dioscuri. È stata un'annata estiva fantastica, speriamo di poter continuare in inverno anche con attività di pari livello. Al Palacongressi? Al Palacongressi sì, al Palacongressi abbiamo sistemato tutto quello che c'era da sistemare per quanto riguarda l'iter burocratico. Stiamo lavorando non solo a un cartello che riguarda il teatro, aspetteremo prima di sistemare tutte le cose, aspetteremo un altro po' di tempo, ma faremo spettacoli, teatro, musica, perché no cabaret. Abbiamo una sala da 1000 posti che ci chiede di essere utilizzata e noi la utilizzeremo. Qualche dato della provincia, considerando che il parco abbraccia diversi luoghi archeologici di diversi siti, non solo la Valle dei Templi, direttore? Ovviamente i numeri di parco sono irripetibili, ma noi abbiamo profuso sforzi e impegno economici a Licata, a Villa Romana a Punta Grande, dove abbiamo pure fatto le attività di scavo in presenza, quindi vi era la possibilità di assistere ai nostri restauratori che stavano curando quei mosaici che sono una perla del patrimonio culturale che amministriamo. Non dimentichiamo Eraclea, abbiamo completato la parte di restauro che riguardava quella copertura, l'abbiamo rimessa in sesto, l'abbiamo rimessa in sicurezza, ma abbiamo rifatto nuovi vialetti, abbiamo migliorato, rifatto l'illuminazione, abbiamo completato la caffetteria che a giorni verrà aperta e offerta al pubblico, e quindi non solo Valle dei Templi ma l'intera provincia, perché ora in questo momento stiamo appaltando i lavori per il completamento dell'antiquarium di Montecronio, che era uno dei principali obiettivi degli ultimi anni, ma insomma ci è voluto un po' di tempo perché era bisognoso di risorse, ma diciamo che da questo punto di vista, sia con le risorse che il governo regionale ci ha potuto approvare, e mi riferisco a 1 milione di euro sul teatro. Quando lo appalteremo inizieranno poi da subito i lavori, 2,5 milioni a Villa Romana, 2 milioni a Eraclea Minoa e 1.300.000 euro a Casa Morello, proprio qui al Parco Archeologico, dietro l'area cimiteriale, per allestire un centro culturale importante. Ecco, parliamo anche di Odorsi. Anche lì fate una campagna abbastanza interessante, iniziative su Casa Barbadoro, degustazione di vini, di olio.
Diodoros è un progetto culturale nato 15 anni fa e che oggi sta prendendo proprio il compimento di quello che avevamo delineato all'inizio. Casa Barbadoro è il luogo dove si parlerà di questo progetto culturale, dove si parlerà non solo della biodiversità e della parte paesaggistica del parco che era meno nota, ma l'aver istituito una legge che mettesse insieme archeologia e paesaggio è stata molto importante per noi, avere le risorse. Di questo ne abbiamo avuto contezza quando a giugno abbiamo approfondito e abbiamo avuto l'amministratore delegato dell'Enit, Roberta Garibaldi. Il turismo che riguarda l'enogastronomia è in continua ascesa. Barbadoro sarà quel posto dove si racconteranno queste storie, ma non solo Diodoros, ma chiunque faccia buona politica di salvaguardia del territorio. Barbara Capucci, parliamo di questa commedia Ovidio, il poeta relegato, che ti vede anche protagonista con attori di un certo spessore, insomma, di livello nazionale, come Ugo Pagliai e Paola Gasman. Sì, infatti sono felicissima per questa iniziativa. Intanto ringrazio il direttore del parco, Roberto Sciarratta, perché anche quest'anno mi ha dato fiducia e quindi ha dato fiducia alla mia associazione culturale Kairos, l'anno scorso con lo spettacolo Cassandra Ilio in fiamme, quest'anno invece con Ovidio, il poeta relegato, Metamorfosi dell'esilio, che è un testo inedito di un giovane filologo, Luigi Di Raimo, e protagonisti saranno Paola Gasman e Ugo Pagliai, e poi nel cast anche lo stesso regista Daniele Salvo ed io. Appunto, la storia parla di questo editto voluto da Augusto che relega in esilio Ovidio, per cui la vicenda, diciamo, reale, umana, insomma, di Ovidio si intreccia poi con le sue metamorfosi, con i personaggi e i miti, insomma, delle sue metamorfosi in questo dialogo con la moglie. Il testo è molto bello, sarà un reading a più voci e quindi spero che veniate, insomma, numerosi il 23 di settembre, quindi venerdì, al Tempio di Giunone alle 20:30. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Bioetica e letteratura negli autori del Novecento. L'operatore culturale Enzo Di Natali presenta in anteprima il suo ultimo libro al microfono del nostro direttore Arturo Cantella. Professor Di Natali, oggi lei presenta un nuovo libro nella sua intensa attività editoriale, lo già sta facendo nei vari centri culturali della provincia. Ecco, per TVA ci anticipi il contenuto. Il titolo anzitutto è Bioetica e letteratura. Perché nasce questo libro? Nasce perché mi sono accorto che sui social, sui temi etici, quelli più delicati, di inizio vita, di fine vita, di ricerca scientifica, quei temi che nelle famiglie vengono continuamente affrontate ogni qualvolta sentiamo una notizia, tutte le persone sui social sentono il dovere, il diritto di poter parlare, di poter commentare. Questa è una cosa giusta, però ci dimentichiamo che su questi argomenti ci sono stati grandi autori, grandi letterati, scrittori, romanzieri che si sono espressi, e cioè Sciascia, Pirandello, Quasimodo, Montale, Levi, Pasolini, sto leggendo alcuni, Oriana Fallaci. E allora, cosa hanno detto questi grandi scrittori sui temi come inizio vita, come la fecondazione artificiale, come ad esempio l'eutanasia? Cosa hanno detto? Ebbene, il mio studio è stato proprio questo, quello di raccogliere tutto quanto i grandi scrittori hanno detto nel corso del Novecento su questi temi etici molto importanti, perché quando una persona deve dare un giudizio su un tema etico, come ad esempio i trapianti di organi, come l'eutanasia, dicevo, sia giusto che ascolti quello che uomini di grande spessore culturale hanno detto nel corso di questo Novecento. Calcio, Serie D, Licata e Castrovillari in campo per la prima di campionato. La partita termina 0-1. Vediamo.
Esordio amaro per il Licata Calcio che esce sconfitta alla sua prima con il Castrovillari in Serie D, perdendo per 1-0. La gara si è disputata al campo neutro saraceno di Ravanusa per via della indisponibilità del campo sportivo di Licata, in quanto la commissione spettacoli non ha dato il benestare alla disputa della partita. La squadra ospite segna già all'8° minuto di gioco, riuscendosi a portare 3 preziosi punti a casa. Deluso Giuseppe Romano, allenatore della squadra, che ha visto la poca reattività della sua compagine. Primo tempo regalato, la mia squadra primo tempo sembrava una squadra che non aveva idee, non aveva compattezza, perché abbiamo prestato il fianco diverse volte a Castrovillari e avevamo preparato la partita in una maniera diversa, però secondo tempo c'è stata una reazione, una ripresa migliore, abbiamo cercato di spingere, di creare, abbiamo sbagliato tantissime occasioni e chiaramente anche nell'andare avanti abbiamo concesso qualche ripartenza agli avversari, ma questo era più che normale. Non mi è piaciuto questo primo tempo in questa maniera, invece una buona ripresa che secondo me il pari potevamo meritarlo per quello che abbiamo processo. I ragazzi sono impegnati, hanno dato il massimo, consideriamo pure che abbiamo giocato, non è un alibi, in un campo che non conosciamo, in un campo diverso dal nostro, dove la fatica si è fatta sicuramente sentire. Anche a livello psicologico, dopo che abbiamo saputo che questa partita veniva giocata qua, ci ha un pochettino scombussolato, però questo non è una scusante, non è un alibi, sicuramente dobbiamo lavorare tanto ancora e migliorarci, abbiamo le qualità per farlo, dobbiamo solamente lavorare. Credo che la ripresa meritavamo il gol per quello che abbiamo profuso e ci siamo arrivati diverse volte, abbiamo, come ho detto prima, lasciato gli avversari qualche ripartenza pericolosa che potevano chiudere la partita, però noi abbiamo creato almeno 5-6 occasioni da poter pareggiare e purtroppo vince chi la mette dentro, noi non siamo riusciti a metterla dentro, vuol dire che ci alleneremo anche sulla finalizzazione, che in questo momento abbiamo delle difficoltà. C'è rammarico per il risultato, sicuramente la prima volevamo partire bene. Abbiamo avuto tante occasioni e purtroppo non siamo riusciti a finalizzare, a metterla dentro e bravi loro che nel primo tempo hanno trovato il gol e ci facciamo le mani per i 3 punti persi oggi. Al primo tempo non voglio cercare alibi, magari non siamo abituati al campo, ma eravamo un po' sottotono magari all'inizio. Il secondo tempo poi è uscita fuori la squadra, la voglia di vincere, siamo usciti fuori un po' come squadra, come complesso. Mi è piaciuta la voglia dopo che siamo passati in svantaggio, si è visto che i ragazzi avevano fame, avevano voglia di fare il gol e di portare in gara il match, diciamo. Una prima amara per il Licata, un po' perché si è giocato in campo neutro, questa decisione dell'ultimo momento, un po' perché non è arrivato il risultato che si sperava. Vabbè, sicuramente amara per il risultato in primo luogo, però l'impegno dei ragazzi mi sembra che c'è stato e anche calcisticamente credo, insomma, penso che anche il pareggio, insomma, ci sarebbe stato stretto, però questo è il calcio, ci sono state delle sviste, diciamo, abbastanza evidenti da parte dell'arbitro, perché già inizialmente col primo rigore non concesso. Io credo di essere abbastanza sicuro, ma guarderò meglio le immagini. Già parlo del primo tempo, sullo 0-0 c'è stato un rigore negato che avrebbe cambiato la partita, ma questo non deve servire da alibi. Le occasioni le abbiamo avute, purtroppo, diciamo, la partita si è messa un po' anche come, diciamo, ha favorito in qualche maniera l'atteggiamento dell'avversario, però il pallone ci sta e quindi si sono affrontate 2 squadre giovani, erano punti importanti. Già dall'inizio sicuramente la nostra squadra ha messo dritto, è importante che sia stato, diciamo, sotto gli occhi, insomma, di tutti. Ora ci sarà una trasferta difficile, poi la prossima in casa sarà contro il Catania e tutti vogliono sapere già da adesso questa partita dove si giocherà. Noi allora necessariamente dobbiamo essere fiduciosi, viceversa non si riuscisse a risolvere il problema, però contiamo già per la fine della prossima settimana di sapere con certezza come giocheremo.
Ecco, possiamo dire qualcosa in più? Perché non si è giocato a Liotta e che cosa serve per giocare? Ma noi in questo momento preferiamo tenere un profilo basso, chiediamo scusa, riteniamo che diciamo, non siamo gli attori principali in questa cosa, però diciamo, per quello che è di nostra competenza in ogni caso chiediamo scusa e comunque siamo propensi a cercare di trovare la soluzione idonea. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.